Di nuovo insieme amici di Adige Sport, oggi parliamo di una società nuova del calcio dilettante veronese, nuova nel senso rispetto alla storia di tante altre società, però che ha già costruito un suo percorso. Appena vi dirò il nome, la conoscerete subito, l'Atletico Vigasio. Siamo qui con il presidente Gianfranco Pozza. Benvenuto Gianfranco. Buongiorno. Allora, innanzitutto dicevo nuova perché siete relativamente recenti, siete nati nel 2008. Sì. Tu sei stato uno degli artefici di questa nascita che si può dire viene, diciamo, da una costola del Vigasio. Esatto, sì, no, è vero, anche perché prima ero l'altro Vigasio, la C Vigasio, che l'avevo presa in mano ancora ai tempi che mi ha lasciato Pertile, e ho fatto un bel decina di anni lì con loro. E dopo ho detto, ma sì, mi sono un po' stancato, ho detto, ma lasci un po' il calcio. Invece così non è stato, perché dopo i ragazzi un po' del paese che volevano Franco perché lasci, perché qua, perché là, e allora abbiamo riscritto la squadra con Atletico Vigasio. Questo nel 2012? Nel 2008. Nel 2008 proprio all'inizio, sì, okay. Quando avete vinto 3 campionati di fila. Esatto, è stato fino alla prima, abbiamo fatto. Poi ho detto ma basta quasi, ho tenuto su solo una squadretta 2 del settore giovanile e poi l'anno dopo abbiamo ripreso ancora con la squadra del Trevenzuolo, che il Trevenzuolo non aveva tutti i juniores, ma ha detto dai Franco scriviamo la squadra, dai vai dietro te perché sa la passione con i ragazzi, di fatalità e abbiamo vinto il campionato il primo anno, con tutti i juniores del Trevenzuolo, giovani. 3, 4, 5 innesti abbiamo fatti per carità. I Tebaldi abbiamo preso, dopo c'era, mi pare, che c'era dopo? 2, 3, sì, era Carletto, dopo c'era anche i 2 che venivano dal Verona, era... Si sta riferendo al segretario Fido che è qui vicino, sì, Ivano sì, Sandrini, sì, che sì. suggerisce. Sì, che c'era tuo nipote lì e... Gaino, Pasquale, esatto, ho preso 3-4 giovani del Verona e un po' del Chievo venivano loro. Addirittura. Sì, addirittura, comunque lì ha fatto un'annata, siamo andati in seconda subito, ha fatto un bell'anno, siamo divertiti perché il calcio ai nostri livelli o che si diverte, se no non ce n'è sbocchi, è inutile fare a volte sforzato del calcio quando che vai, è come un ragazzo che quando va a allenarsi ci va con la testa bassa, non ha voglia. Deve andare col sorriso, col divertimento e come anche il presidente, i staff che ci lavorano attorno. E comunque scherzando siete ancora in prima categoria, che è una categoria alta per un progetto di questo tipo. Sì, esatto, stiamo facendo bene, dopo veniamo fuori con 2 anni qua un po' di Covid, 3, i campionati non sono mai stati finiti perché giustamente li hanno fermato con questo Covid e non sono bei campionati di rivi, parti e rivi in fondo bene. A metà siamo fermati 2 anni a fila e quest'anno speriamo, almeno quest'anno, da portarli in fondo, che sarebbe una bella roba, insomma. Ecco, un'altra bella cosa, so che a voi piacerebbe, un po' alla volta ci state pensando, ci state lavorando, grazie anche al Trevenzuolo, è di crearlo una base di un settore giovanile, no? Sì, esatto, adesso lì col Trevenzuolo siamo bellissimi rapporti, non belli, bellissimi, stanno crescendo un calore con i giovani, adesso vediamo, insomma, col tempo se si può fare una cosa un po' unita. Loro magari sempre il settore giovanile, noi magari seguire la prima squadra, ecco, portare su di ragazzi bravi e metterli in campo, insomma. Allora, possiamo dire anche che tu hai una certa età, hai una certa esperienza, però io ti trovo non cambiato dopo tanti anni e mi dicevi che il segreto qual è? Il segreto è sempre quello di divertirsi e fare divertire i giovani, fare divertire quello che va al campo, col sorriso, ecco, questo è l'importante. Perché se no ai nostri livelli non ci sono tanti sbocchi. Si riesce ancora in prima categoria e con tanti ragazzi anche che hanno degli impegni magari con il lavoro a vedere il calcio così? Penso di sì, insomma, perché dopo ci sono anche tanti altri sport, tanti ragazzi vanno persi perché chi fa pallacanestro, dopo chi fa nuoto, chi fa tanti, però il calcio è meno sentito dei 30 anni fa, quello bisogna dire perché ci sono tanti altri sport per divertirsi un giovane. Adesso specialmente ci sono tutti quei cellulari lì. Quella è la vera sfida forse, no? Portarli fuori, questi portarli ragazzi. fuori perché si mettono lì, continuano, sono un po' pigri, ecco, il giovane è un po' pigro al giorno d'oggi.
È una sfida dietro l'altra. Di la verità, esatto. Allora bisogna che siano noi più anziani del calcio cercare un pochettino, un po' svegliarli fuori, che vengano fuori. Perché noi andavamo a giocare a calcio, con i genitori non volevano. Invece adesso... Tu giocavi? Sì, ho giocato, sì. Dove hai giocato? Nel Castelnuovo. 19 anni mi sono rotto la caviglia, dopo ho smesso. Ecco, quindi chi magari non ha la sfortuna di farsi del male, è giusto Sì, che... Esatto. Anche nei confronti di chi invece si era fatto male, ha questa responsabilità di giocarsela, no? Esatto, bravo. Era la passione, ecco. Se non ce l'hai nel sangue, fatica, insomma. Okay. Devi avere veramente una gran passione. Come tutti i sport, Come tutti i sport, è così, insomma. Quindi, a livello di società, quali sono anche economicamente le difficoltà che avete superato in questi anni? No, però noi teniamo sempre nel contenimento, stare dentro un certo budget, non è che le spese, è logica questo, che l'altro, iscrizioni, perché hanno tutto loro, a parte insomma le mangiate il giovedì, fisioterapista, hanno tutto, insomma, sono seguiti, ecco. Dove vedi la logica è che non è che prendono qualcuno la sua benzina, perché giustamente il ragazzo, insomma, bisogna un po' venire un po' anche incontro, non grosse robe, ecco. Senti, dove vedi l'Atletico di Gasio tra 5 anni? Stiamo Ma periodo breve. noi cerchiamo da stare anche lì. L'importante è che ci siano i giovani che rientrano, hai capito come? Far lavorare i giovani che vengono da sotto, metterli dentro, fare il cambio di quello che magari ha 35 anni, però è già una bella categoria per noi. Assolutamente. Noi non è che vogliamo andare su Serie D, anche perché insomma è dura, oggi è così, insomma. E invece, stando più sul breve, che regalo vuoi per Natale per la tua società? Niente, fare un bel campionato, salvarsi, tranquilli, fare qualche cena in più. Che è il segreto per stare giovani. Bravo, che è il segreto per stare in compagnia, insomma, stare uniti un po' tutti, ecco. Insomma, tante carne al fuoco anche per l'Atletico Vigasio, grazie al presidente Gianfranco Pozza. Prego, grazie a voi di avermi invitato. Un piacere. Vi ringrazio tanto, ecco, perché non sono tanto io per andare, bisogna che mi prenda con le pinze. Ma è sempre bello parlare delle proprie creature, complimenti. Sì. Grazie. Grazie mille anche a voi, buona giornata. Bene.